Buongiorno a tutti, grazie della vostra presenza, molto contento di vedere numerosi con un pezzo da 90 così, non potevo che immaginarlo. Grazie principalmente a Carlo Messina che ha trovato il modo di venire a trovarci qui a cuore. Sono molto grato anche perché abbiamo chiacchierato un po', condividiamo alcuni concetti, la formazione, l'importanza della formazione, l'uomo al centro del ragionamento dell'impresa, qualsiasi essa sia, che aspira a funzionare e a funzionare bene. Tu sei anche professore universitario, o eri professore universitario? Penso che il professore non si smetta mai. Più o meno. Potremmo anche chiamare il professore. E quindi è particolarmente coerente la situazione in un QA che mi fa piacere dire, penso sia la prima volta che lo dico pubblicamente, un QA rifondato, diciamo, il 2015 è stato un buon anno, è stato un anno di risultati importanti, è stato, diciamo, si è completato il trapanamo del QA, abbiamo avuto il miglior bilancio della sua storia, per cui ovviamente adesso me ne vanto. Carriera è diventato 20 anni più vecchio, però evidentemente costa, fa funzionare le cose. A parte gli spiegazioni, grazie al direttore generale e a tutta la squadra che ha reso questo possibile con le nostre forze. È un'istituzione completamente autonoma, completamente indipendente e figlia di un sistema che nel 1957, quindi l'anno prossimo celebreremo i 60 anni, aveva visto invece il valore del pubblico e privato insieme, dell'eterogeneità degli azionisti, e che però adesso si è completamente emancipato in un mondo, in un territorio che è molto cambiato, in un mondo che è molto cambiato. Quindi mi fa piacere raccontarvi anche questo. Ogni volta che ci incontriamo, più o meno gli amici nel fondo, giornalisti mi chiedono della fiera, di qua, di là, allora ridi, cosa come, invece qui siamo a Cuova, si parla del Cuova, non mi chiedete mai del Cuova, che invece è un fiore all'occhiello di questo territorio. Ad hoc, dice tu, però Federico, adesso ve l'ho ricordato, dopo mi farà la domanda. È un fiore all'occhiello di questo territorio, un po', ogni tanto si vede che funziona così, si vede che quando ti abitui alle cose importanti che hai in casa, lo dai per scontato. Ecco, qua non era scontato per niente. Sono particolarmente felice di dirvi che come vedete, la lista, diciamo, dei nostri master honoris causa si allunga di persone formidabili, quindi leggerei la relazione, ti pungerei dopo con la spiega del master e poi ascoltiamo un po' le riflessioni di Carlo Messina. Quindi la Fondazione QA oggi, 7 giugno 2016, conferisce il diploma di Executive Master in Finance honoris causa a Carlo Messina per le qualità e competenze tecniche e manageriali, attenzione etica e morale e la concretezza operativa che ha sempre dimostrato nella sua vita professionale. Doti queste che lo hanno fatto conoscere e stimare nella più vasta business community nazionale e internazionale. Proponiamo quindi Carlo Messina all'attenzione di tutti e dei giovani in particolare, quale esempio virtuoso di come competenze, visione, intuizione e determinazione possono far raggiungere traguardi professionali di altissimo livello. E questo è particolarmente importante e significativo proprio in un periodo di grande difficoltà come quello che sta ancora attraversando il nostro paese e il sistema bancario in particolare, e che tutti noi ci auguriamo sia giunto al termine. Carlo Messina nasce a Roma nel 62. Dopo la laurea in economia e commercio presso la LUIS, entra in Banca Nazionale del Lavoro nel 1987 nella direzione finanze, diventando nel 90 funzionario con responsabilità sulla finanza d'impresa. Nel 1995 entra in Banca Ambrosiano Veneto come responsabile della pianificazione e assume progressivamente nel corso delle diverse fasi di integrazione gli incarichi di responsabile del servizio pianificazione di studi, responsabile di direzione
convenzionale, responsabile direzione pianificazione e controllo, responsabile direzione risk management, Marca Intesa, responsabile area governo del valore fino a giugno 2008, Chief Financial Officer e direttore generale fino a maggio 2013, direttore generale vicario e responsabile dell'area di governo Chief Financial Officer da maggio 2013 a settembre 2013 e responsabile della divisione Marca dei Territori da maggio 13 a gennaio 16 in Intesa di San Paolo. Parallelamente al suo percorso professionale svolge anche un'intensa attività accademica. A lui particolarmente cara in qualità tra l'altro di docente di economia dell'intermediario finanziario nell'ambito del Master di Business Administration presso la Scuola di Management della LUIS, nonché di docente di finanza aziendale presso la Facoltà di Economia e Commercio di Ancona. Questa sua specifica esperienza e attività, che noi appartenenti ad una business school apprezziamo particolarmente, ne sottolinea la solida formazione economica, lo contraddistingue nel suo profondo radicamento nel mondo bancario e lo caratterizza per l'approccio analitico e la chiarezza espositiva. Attualmente Carlo Messina è consigliere delegato e Chief Executive Officer di Intesa San Paolo dal 29 settembre del 2013, membro del comitato esecutivo dell'ABI e da novembre 2014 consigliere dell'Università Bocconi. Curriculum ricco di grande valore, quello di Carlo Messina, davvero executive, che ha saputo con intelligenza, tenacia e volontà costruire un percorso professionale di successo in una delle banche italiane più importanti e riconosciute nel proprio settore a livello europeo e che ha saputo fare apprezzare a livello internazionale il grandissimo talento e professionalità che sanno esprimere gli italiani. Per questo vogliamo proporlo come modello umano e per la sua particolare attenzione alle persone. È professionale di riferimento soprattutto per i giovani e di stimolo per quelle che si stanno facendo al mondo del lavoro e che vogliono investire ancora nella propria formazione. I giovani rappresentano il nostro futuro e da quasi 60 anni coltiva il loro talento. In questi tempi dove sembra che proprio i giovani non abbiano speranza in questo paese, la professionalità e l'azione di Carlo Messina sono la più concreta testimonianza che è possibile vincere le più difficili sfide a livello internazionale. Egli crede, e profondamente, che ci siano oggi tutte le condizioni perché il nostro paese possa interpretare il ruolo che gli spetta per cultura, storia e intelligenza, in un contesto europeo e globale che ha bisogno di un'Italia forte e credibile. E in questo serve anche il supporto delle banche ritornate dopo anni a fare credito a famiglie e imprese. Nel conferirgli l'Executive Master in Finance la Fondazione Buoni intende premiare i suoi successi, la qualità e le competenze che caratterizzano la sua elevata capacità manageriale, ma anche i valori umani che hanno costituito e costituiscono i solidi riferimenti delle sue azioni. A Carlo Messina va il personale sincero saluto e ringraziamento di tutti noi per il molto che ha fatto e per quello che potrà ancora fare per la valorizzazione di molti talenti e per l'affermazione di un sistema bancario sempre più efficiente e al servizio del nostro Paese. Questo non te lo consegno perché l'ho ufficiato, ma te ne consegno un segno del sostegno. Allora farei prima, cosa dobbiamo fare? Facciamo richieste da parte delle persone che per noi si occupano di questo territorio, che Intesa San Paolo è un territorio strategico, un territorio che considero assolutamente come una priorità assoluta, un territorio di eccellenze industriali, eccellenze imprenditoriali, e certamente un territorio per il quale noi siamo presenti e vogliamo essere sempre più la banca di riferimento, anche alla luce di alcune vicende che stanno accadendo su questo territorio, su cui, se mi permettete, nel corso della mia conversazione di oggi
oggi vorrei darvi la mia visione su quello che è l'economia reale d'Italia, quello che io vedo come prospettive del nostro Paese, e affrontare con voi alcuni elementi di forza, alcuni elementi di debolezza del nostro Paese, e quindi fra questi magari fare alcune riflessioni anche sul sistema bancario italiano e come vedo la situazione da un osservatore privilegiato, che è quello certamente di una banca che è un'azienda leader non solo in Italia ma anche in Europa. Intesa Sanpaolo oggi è una delle primissime banche in Europa, non solo in Italia, lo è soprattutto per le persone che ci lavorano, questo è il riferimento alle persone e alla qualità del capitale umano che fa la differenza in tutte le organizzazioni. Intesa Sanpaolo è un'azienda che ha una capacità di essere un leader di mercato, ma questa è una conseguenza diretta delle persone che lavorano alla nostra banca, persone che secondo me sono persone straordinarie, non soltanto confrontate in un contesto domestico ma anche in un contesto europeo, e credo che sia importante per tutti coloro che frequentano queste aule aver chiaro che tanto più si riesce ad investire sulle persone, tanto più si riesce a creare valore all'interno della società, oltre che crearlo per la propria vita, ma all'interno delle aziende noi abbiamo proprio la necessità di avere un capitale umano che possa essere di alto livello e che possa essere formato in aziende e soprattutto utilizzato nelle scuole come questa, che sono dei centri di eccellenza, dei punti di eccellenza. Allora vorrei darvi la mia visione di quello che oggi sta accadendo nel nostro paese, però se mi permettete vorrei fare una riflessione su quelle che sono le cause della crisi che ci ha portato ad una perdita del 10% del PIL del nostro paese, quindi una perdita sicuramente di una forza del paese che però, nonostante questo, nella mia visione rimane uno dei paesi con delle caratteristiche strutturali fra le più forti di Europa. Cioè, io sono convinto che il nostro paese, nonostante abbia perso il 10% di PIL, sia un paese fortissimo nel contesto europeo. E vi faccio rapidamente quella che è la mia visione dei fenomeni, una visione più toccata da una esperienza operativa di cosa significa quando ti trovi coinvolto in crisi come quelle che sono accadute nel periodo Lehman e soprattutto la crisi del debito sovrano, e quando sei in una posizione di responsabilità di una banca che è il sistema di pagamenti dell'Italia, perché noi siamo trovati nel 2011 ad avere una fuoriuscita di raccolta internazionale pari a circa 30 miliardi di euro nel giro di 1 o 2 mesi, quindi ci siamo trovati a fronteggiare veramente una fase difficilissima nel contesto dei mercati internazionali. Nonostante questo, durante la fase di crisi noi abbiamo costruito l'azienda leader d'Europa, perché oggi noi siamo l'azienda che ha il patrimonio più forte d'Europa e ha la posizione di liquidità più forte d'Europa, quindi operare in un paese che ha subito certamente una fase di crisi, noi siamo riusciti a costruire il leader di Europa. Per cui vi parlo dalla posizione di chi ha vissuto elementi di crisi, anche la mia valutazione di quello che accade nel paese e le implicazioni sulla crescita sono portate da un vissuto di una tale difficoltà e una tale situazione di crisi che ha vissuto il nostro paese, riguardo a elementi come sono l'accelerazione della ripresa, il recupero, una positività forse superiore rispetto ad altri che non hanno vissuto cosa significa trovarsi in una condizione di shock come quello che ha toccato il sistema finanziario, dovendo prendere decisioni che erano quelle del come posso trovare 30 miliardi di euro nel giro di 10 giorni per mettere a posto una posizione di liquidità un operatore che è il sistema dei pagamenti dell'Italia. Non dimenticatevi che sui conti di Intesa Sanpaolo girano dai 20 ai 25 miliardi di euro ogni giorno di pagamenti degli italiani, perché noi siamo l'infrastruttura finanziaria dell'Italia. Allora vi dico la mia visione della crisi. Io credo che il primo elemento di crisi determinato dal fallimento di Lehman abbia avuto un impatto molto più collegato al mondo internazionale che al
domestico. In quella fase le famiglie italiane che detenevano investimenti in asset management, in risparmio gestito, in fondi comuni di investimento, hanno ritenuto il mondo di queste aree più collegato ai fenomeni internazionali un mondo particolarmente rischioso, e sono passati su uno strumento che ritenevano lo strumento più conservativo e meno rischioso in assoluto, cioè il titolo di Stato. Quindi in quel momento si è concentrata la gran parte dei risparmi degli italiani su due grossi blocchi: la parte immobiliare, cioè il mondo degli immobili, e la parte dei titoli di Stato. Il titolo di Stato addirittura come elemento che fuggeva rispetto a condizioni di crisi che nascevano da un mondo internazionale, cioè un contesto che non era quello domestico. Nel 2011 quello che è accaduto è che la crisi internazionale si è trasferita ed è diventata una crisi dei debiti pubblici. Proprio in quel momento l'aver investito fortemente in titoli di Stato cosa ha comportato? Che le famiglie italiane che godono di una ricchezza fortissima si sono trovate colpite dalla crisi sulla loro forma di investimento della loro ricchezza principale, oltre alla parte immobiliare, che era quella dei titoli di Stato. Cioè questo ha fatto sì che famiglie ricche che sono sicuramente benestanti, che avevano i loro risparmi investiti in titoli di Stato, si sono trovati nella condizione che se avessero venduto quei titoli di Stato, che avevano uno spread pari al 100, perché lo spread era da 100%, avrebbero perso dei soldi. Quindi questo ha determinato una situazione di congelamento dei consumi da parte delle famiglie, perché percependosi come più povere rispetto alla posizione precedente, che si era portati a uscire dai consumi. Quindi mentre fino al 2011 c'era un problema di domanda internazionale, ma le nostre aziende forti hanno perso un po', ma poi sono riuscite a recuperare sul fronte dell'export, quello che è accaduto nel 2011 è che ha colpito le famiglie e quindi la domanda interna. Manovre finanziarie determinate per salvare la situazione finanziaria del Paese hanno portato una tassazione sulla componente immobiliare e quindi hanno colpito la seconda area di grande investimento del risparmio delle famiglie, le famiglie che hanno mantenuto una loro solidità finanziaria perché avevano titoli di Stato e immobili, hanno detto vabbè, sapete che c'è, a questo punto se sui miei titoli di Stato io ho lo spread pari a 500, quindi perdo se vendo, sugli immobili c'è una tassazione, quindi io a questo punto o non posso vendere l'immobile o non compro un altro immobile, quindi sono rimasti completamente fuori dai consumi. L'ho banalizzato, scusate che lo stavo facendo in modo molto banale, ma alla fine l'essenza dei fenomeni è questo ha comportato che le famiglie italiane sono uscite completamente dai consumi e quindi la domanda interna è completamente sparita. Questo ha determinato una crisi importante sul mondo delle imprese e dell'industria. Quando vi trovate una variante di domanda dei prodotti, è chiaro che il vostro fatturato collassa, e se collassa il vostro fatturato e siete indebitati nei confronti delle banche, perché la realtà del sistema imprenditoriale è chiara, perché c'è un eccesso di credito, di debito bancario, in quei momenti, tenendo bene il fatturato e avendo forti debiti nei confronti del sistema bancario, molte aziende sono entrate in condizioni di crisi. Questo ha portato alla perdita del PIL, quindi al 10% di perdita del PIL, ma ha portato anche all'incremento delle sofferenze nei bilanci delle banche, perché le banche non è che hanno le sofferenze nei bilanci perché hanno gestito male la concessione del credito, parlo in media, poi parliamo dei casi di vicende a partire dalla fine dell'anno, se oggi delle vicende che sono sui giornali del marzo. In generale il sistema bancario italiano si è trovato ad una crescita delle sofferenze fino agli ammontari che tutti i giorni leggete sui giornali, proprio perché concedeva il credito alle imprese. La concessione, la forte dipendenza dal credito bancario delle imprese ha fatto sì che nel momento in cui si è determinata la perdita importante di fatturato, di PIL, le aziende non hanno avuto più il cash flow per rimborsare i loro debiti, questo ha portato ad un collasso delle aziende e quindi dei bilanci delle banche a dover contabilizzare degli incarichi e delle sofferenze che sono arrivate a delle cifre veramente molto significative, ma non sono diventate perché è il tipico modello di business del paese quello di essere molto orientato alla forte relazione tra la banca e l'impresa. Nel momento in cui l'impresa collassa perché le famiglie escono dai consumi, la banca traduce i suoi crediti in sofferenza. Allora questo ha determinato
la creazione di uno stock significativo di sofferenze nell'ambito dei bilanci delle banche, sofferenze però che per la modalità di concessione nel settore bancario italiano e per il fatto che nel mercato immobiliare in Italia non c'è stata nessuna bolla speculativa, in realtà queste sofferenze sono garantite da dei collaterali, cosiddetti, delle garanzie immobiliari molto significative. Quindi l'elemento di rischio all'interno dei bilanci delle banche in realtà è molto limitato. Quindi oggi esiste certamente nel sistema economico italiano un elemento di patologia che è stata la perdita del PIL, che si è tradotta nella forte crescita delle sofferenze delle banche, ma queste sofferenze hanno dei valori di garanzia molto elevati, tanto da poter più che coprire i valori di bilancio delle banche. Su questo elemento strutturalmente non tale da generare delle condizioni di collasso del sistema, si è innestata una situazione di risoluzione di 4 banche avvenuta alla fine dell'anno, 4 banche che non rappresentano neanche l'1% del mercato del sistema bancario italiano, ma 4 banche che sono state oggetto di una risoluzione che ha comportato e ha toccato i prestiti subordinati delle famiglie che avevano sottoscritto in queste banche dei prestiti subordinati. E questo è il primo elemento di patologia di questa crisi. Il secondo elemento è stato di smettere all'interno delle banche, fra la good bank delle 4 banche che sono andate in risoluzione, fra la parte buona delle banche e la parte cattiva di queste banche, far dismettere della sofferenza di un prezzo definito dalla Commissione europea, quindi non un prezzo di mercato come erroneamente viene definito, che valorizzava queste sofferenze a dei valori inferiori rispetto ai valori di bilancio delle banche. Questo ha fatto sì che al di fuori del sistema fosse percepito quel valore diverso dal valore di bilancio come se fosse il valore reale di mercato delle sofferenze, che ha portato un'attenzione importante su quello che è il valore di bilancio delle banche, che certamente è diverso rispetto al valore definito in modo chiedendo agli investitori di private equity a che prezzo compreresti una sofferenza bancaria. L'investitore di private equity che deve fare il 30% di rendimento, che dice ma io produce il bilancio 40 e io compro a 20, no? Mi sembra di una banalità rivolgersi in un momento in cui uno non c'ha liquidità, come nel caso di fallimento, tu c'è il gioiello e vuoi vendere il gioiello, non è che il prezzo come il prezzo di mercato, ma il prezzo, scusate questo simbolo se ne esagero, comunque il prezzo del compratore. Allora, aver trasformato questo prezzo intrabanche, perché non è stato comprato da degli investitori, è stato chiesto un prezzo e questo è il prezzo che ha rappresentato l'operazione infragruppo. Questo ha rappresentato il primo punto di fragilità della percezione degli investitori nei confronti del sistema bancario italiano. A questo si sono sommate delle azioni di vendita di subordinati non realizzate correttamente, perché non c'è dubbio che quello che è stato fatto nel vendere i subordinati alla clientela retail è qualcosa che non doveva accadere. Noi in Intesa San Paolo dal settembre del 2010 che non vendiamo subordinati alle famiglie, quindi questo per dare un'idea, la banca che cerca di avere attenzione nei confronti dei clienti, facendo certamente l'interesse della banca ma anche l'interesse dei clienti, noi non vendiamo subordinati alle famiglie dal 2010. Quindi aver venduto subordinati alle famiglie e aver quindi nell'ambito di una risoluzione aver consentito che venisse toccato il risparmio delle famiglie è stato un altro degli elementi che ha toccato quei punti di forza assoluti del nostro paese, che sono il risparmio delle famiglie. Cioè si comincia a mettere in dubbio che si possano perdere i risparmi investiti nelle aziende, soprattutto se vendi in modo non appropriato degli strumenti nei confronti delle famiglie, puoi entrare in condizioni di fibrillazione. Lo abbiamo visto, cosa significa anche 4 banche di piccole dimensioni che effetto domino possono creare sulla fiducia dei risparmiatori italiani. A questo si è aggiunto la situazione di banche
essendo in condizioni di coefficienti patrimoniali al di sotto dei limiti stabiliti, quindi in condizioni di coefficienti patrimoniali che non avrebbero consentito di poter continuare ad operare con la banca e quindi che avevano dei presupposti per poter andare in una situazione di bail-in, di risoluzione, perché se non avessero completato gli aumenti di capitale, di prima licenza e poi nel corso dei prossimi giorni di evento banca, queste due banche sarebbero andate in risoluzione. Quindi questo effetto della risoluzione, che da alcuni punti di vista, in alcune conversazioni che ho avuto nell'analisi di queste crisi, spesso si era portata a dire: ma voi siete la banca migliore del sistema, se gli altri falliscono, i fondi vengono da voi e quindi alla fine tutto sommato per voi è una situazione di vantaggio, di venire bene per i competitors. Questa è un'assoluta fesseria, perché quando si toccano le condizioni del risparmio in Italia, siete un territorio sconosciuto, un territorio che anche una banca come la nostra non può ritenere di affrontare senza avere conseguenze, perché quando toccate la fiducia dei depositanti, e nel caso di queste banche il rischio era che si andasse a toccare i limiti delle obbligazioni singole, quindi non soltanto dei subordinati, anche qui probabilmente venduti con molta disinvoltura, ma certamente si sarebbe toccato il mondo della componente retail. Questo avrebbe determinato delle condizioni di rischio all'interno del sistema che francamente potevano toccare lo spread del paese, quindi non soltanto l'elemento della fiducia del risparmiatore, ma avrebbero innescato un elemento domino all'interno del sistema, francamente ritengo non accettabile come rischio per nessuno all'interno di questo paese, quindi anche per la banca, che certamente dal punto di vista teorico ne avrebbe tratto un vantaggio per il flight to quality, cioè per il passaggio dei depositi dalla banca più rischiosa alla banca più sicura all'interno del sistema bancario. Allora, su questo elemento si è innestata la possibilità di individuare una soluzione che non soltanto potesse mettere in sicurezza le banche, ma potesse creare un mercato per le sofferenze bancarie, perché come vi ho descritto prima, si era formata nel mercato l'idea che il prezzo delle sofferenze fosse quello delle operazioni infragruppo fra le quattro banche, quindi dando non valore al prezzo di bilancio delle banche. Quindi cercare di creare uno strumento che favorisse il mercato delle sofferenze bancarie l'abbiamo ritenuto una priorità assoluta per questo paese, e da qui è nato il Fondo Atlante. Alcuni ne parlano bene, altri ne parlano male, non basta, ma francamente su questo io credo che questo sia uno strumento che ha una dotazione di capitale sufficiente per poter intervenire sui casi di banche che sono a rischio di bail-in e quindi consentire di togliere il rischio sistemico dal nostro paese, e dall'altro lato ha una forza per poter creare un mercato delle sofferenze bancarie. Il mercato delle sofferenze bancarie che non appena viene realizzato e si comincerà a vedere che i prezzi non sono quelli teorici individuati in sede di risoluzione delle quattro banche, ma hanno un valore che è più collegato con i collaterali, cioè con i valori, i beni reali che sono sottostanti alle sofferenze che ogni banca ha nel suo portafoglio. Nel caso di Teatro Paolo, di porto solo riferimento, noi abbiamo dei valori di beni reali che sono pari al 140% delle nostre esposizioni, cioè il valore delle nostre garanzie è superiore del 40% rispetto al valore di bilancio che abbiamo delle sofferenze. Cioè questo significa che prima di perdere dobbiamo perdere il 40% del valore dei nostri beni reali, in un mondo in cui non c'è stata ancora speculativa in Italia, no? Cioè, quindi per carità poi può succedere quando vai a fare una discussione più ampia e il valore equivalente alla perdita può essere minimo rispetto al riferimento, quando hai dei valori di collaterale così superiori rispetto al riferimento delle sofferenze. Questo per ricondurmi ad un problema che certamente è un problema, e non c'è dubbio che lo stop delle sofferenze è un problema, ma nasce dalla vicinanza delle banche alle imprese e dal rinvio della domanda interna all'interno del nostro paese. Però questo problema è assolutamente sovrasanato in tutte le analisi che vengono formulate, perché il valore dei collaterali, dei sottostanti a queste sofferenze è sicuramente di dimensioni tali da poter coprire più che coprire il valore delle sofferenze. In più il governo ha emanato dei provvedimenti per accelerare il tempo di recupero
questi tempi di recupero, quindi io francamente ritengo che ci possano essere dei presupposti per poter gestire con molta più serenità questo mondo delle sofferenze rispetto al percepito del mercato. Io quindi la mia visione di questo mondo è che siamo in una posizione di sovrastima del rischio derivante dalle sofferenze interbancarie all'interno della media del sistema. Poi è chiaro che saranno operatori che potranno avere in condizioni maggiori, altre migliori, ma oggi io non vedo una patologia così grave, se è fondamentale rispetto al percepito di mercato. Patologia che viene anche mitigata da quello che sta accadendo all'interno del paese, perché qui tengo all'analisi di quello che accade nel nostro paese. Lo ripeto, io quando ragiono sempre avendo vissuto una situazione di crisi e avendola vissuta da una posizione sicuramente privilegiata, ma in cui garantisco che bisogna avere i tempi molto saldi per gestire quello che è accaduto, per poter recuperare 30 miliardi di liquidità nel giro di poche settimane e per poter continuare l'unica banca in Italia ad investire in titoli di Stato, perché ci tengo a ricordare che nel 2011 Intesa Sanpaolo era l'unica banca che comprava i titoli di Stato alle aste pubbliche. Noi abbiamo continuato a comprare i titoli di Stato nel nostro paese, non abbiamo mai interrotto l'acquisto di titoli di Stato, mentre molti scappavano dal paese, mentre sia molte banche italiane non avevano la forza e molte banche internazionali sono scappate dal nostro paese. Noi abbiamo in alcune aste siamo stati gli unici a comprare titoli di Stato italiani sia come banca e sia come compagnia assicurativa, per cui una fase francamente veramente molto difficile per il nostro paese. Allora, vedere il paese che ha invertito il segno da un PIL negativo a un PIL positivo per me è una fonte di grande aspettativa di elementi positivi, quindi io non riesco a essere come quelli che il PIL è cresciuto in 0,8 dicono è cresciuto poco, non torniamo al 10% che abbiamo perso di PIL, ok, 10% abbiamo perso, ma intanto finalmente siamo tornati a crescere. L'anno scorso il PIL è cresciuto in 0,8 e noi abbiamo evidenza che questo PIL è cresciuto su elementi strutturali, su elementi che sono il recupero della domanda interna e i consumi, che ripeto, noi vedendo 25 miliardi di euro di transazioni tutti i giorni sui nostri conti ci rendiamo conto quando le famiglie tornano realmente ai consumi, e vi assicuro che questa ripartenza del PIL è dovuta al recupero della domanda interna e al recupero dei consumi, così come sul fronte degli impieghi noi vediamo un recupero della domanda del credito da parte delle aziende e un recupero della domanda del credito anche finalizzato agli investimenti, che è quello che porta certamente a individuare un trend, che è quello di muoversi verso un recupero, e quest'anno stiamo vedendo un'accelerazione del recupero. Io non sono in grado di dire se quindi crescerà 1.2, questo francamente non ho la possibilità di oggi di dirvi quale può essere la visione sulla crescita, ma quello che vi dico dalle evidenze che abbiamo in banca è che questo paese sta realmente accelerando, per cui se l'anno scorso la crescita è stata pari a 0,8, io penso che sia molto probabile che la crescita possa essere superiore a quella dell'anno scorso. Lo vediamo in termini di accelerazione dei crediti che concediamo, lo vediamo in termini di attitudine di conversione al consumo da parte delle famiglie, e ripeto, questo movimento è quello che noi mappiamo sui nostri conti. Quindi io sulla situazione dell'economia reale in questo paese sono ottimista, lo ripeto, poi ho questa visione in cui c'è un confronto con una fase talmente difficile che probabilmente rispetto ad altri che pensano che dobbiamo crescere a dei livelli superiori, ma ritengo che siamo in un percorso di crescita e un percorso di accelerazione della crescita. Un contesto internazionale che non gode della forza delle famiglie come nel nostro paese, cioè i contesti internazionali oggi sono molto più collegati a dei mondi che nel commercio internazionale soffrono per la dinamica dei paesi emergenti. Allora è vero che anche noi abbiamo una componente importantissima di export, le aziende del nostro territorio, le aziende collegate con l'export sono un punto di forza indiscusso, però la forte rilevanza della domanda interna del nostro paese è in grado di più che compensare quello che potremo perdere sul fronte del mondo internazionale. Altri paesi questo non lo possono permetterselo perché non hanno la forza del risparmio delle famiglie, come nel caso del nostro paese. Quello che è molto importante è però continuare a mantenere questa fiducia delle famiglie che siamo in una prospettiva di recupero, perché se le famiglie dovessero trovare un meccanismo di vedere
accelerando nelle loro prospettive di consumo non soltanto nel settore automotive, che è stato quello che l'anno scorso ha portato più dinamica, a questo punto si sta spalmando su tanti settori all'interno del nostro paese. Quindi la mia visione di quello che sta accadendo in Italia oggi è che certamente siamo in una fase di recupero e di accelerazione progressiva. Poi è chiaro che tanto più si riuscirà a fare per aumentare la crescita, tanto più sarà necessario farlo. Quindi credo che sia doveroso per tutti impegnarsi come banca, lo stiamo facendo con le famiglie, lo stiamo facendo con le imprese, cercando di essere vicini alle famiglie sia nei prodotti di concessione del credito, sia nei prodotti di gestione del loro risparmio, perché in questo modo si possono garantire prospettive di serenità e quindi aumentare la fiducia delle famiglie sulla gestione del risparmio, perché quando solo che San Paolo ha un ammontare di crediti fra depositi e risparmio gestito delle famiglie italiane che è superiore agli 800 miliardi di euro, quindi noi abbiamo l'onore di avere la fiducia delle famiglie italiane che ci hanno dato 800 miliardi di euro come ammontare di risparmio che è portato in carico dall'azienda produttiva San Paolo, ma per questo vi dico che abbiamo un osservatorio privilegiato e abbiamo crediti per oltre 300 miliardi di euro che concediamo alle aziende in Italia, affidamenti per oltre 400 miliardi di euro, quindi siamo oggettivamente l'economia reale del nostro paese, siamo in un osservatorio unico sia per vedere le prospettive di questo paese, ma anche per contribuire alla crescita di questo paese. Noi indubbiamente siamo un acceleratore della crescita del paese. Noi in un trimestre abbiamo concesso crediti a medio e lungo termine per sostenere i progetti di investimento delle aziende per un importo pari a oltre 10 miliardi di euro in un trimestre. Cioè noi i fondi che concediamo su base annua, che valgono tra i 40 miliardi e i 50 miliardi di euro per sostenere gli investimenti, sono degli importi che sono superiori alle manovre finanziarie del governo. Cioè, quindi noi siamo realmente la banca, l'azienda che fa la differenza fra la crescita o la non crescita del paese, e noi abbiamo una dotazione patrimoniale che è una forza di comunità tale da non avere vincoli, nel senso che noi non abbiamo nessun tipo di vincolo derivante da posizioni patrimoniali di liquidità come altri competitor, proprio perché, come vi dicevo, siamo la banca che su questi parametri è la più forte d'Europa. Quindi oggi siamo in una posizione unica di poter sostenere e di facilitare la crescita all'interno del paese. Lo stiamo facendo anche nell'ambito del mondo imprese, cerchiamo di sostenere le filiere produttive, di sostenere l'internazionalizzazione, l'innovazione delle aziende, quindi cercando di essere vicine alle imprese su questo territorio. Però ecco, se posso concludere questa mia conversazione con voi, poi lasceremo spazio, se fosse d'accordo, a ogni degli spunti della platea, se volete fare dei ragionamenti insieme su questi temi, ma certamente un messaggio di positività su quello che sta accadendo nel nostro paese. Ripeto, una situazione talmente difficile nel passato che forse per me diventa istintivo valutarlo in modo positivo, ma non c'è dubbio che noi siamo in trend di recupero, un trend di accelerazione sul quale la nostra banca è fortemente impegnata a garantire che questo paese possa continuare un percorso di forte crescita. Lo siamo su tutto il territorio, siamo in particolare su questo territorio dove la debolezza delle altre banche che oggettivamente si trovano in una condizione di grande difficoltà ci porta ancora di più a poter assumere un ruolo di leadership e una responsabilità anche nei confronti del territorio di essere vicini alle aziende che si troveranno nel corso delle prossime settimane, quando partiranno i processi di ristrutturazione all'interno delle altre banche del Veneto, a trovare un interlocutore privilegiato nella nostra banca, un interlocutore che potrà sostenerli e potrà continuare a svolgere un ruolo di sostegno all'economia reale del paese. Torno a un punto sul punto delle persone, perché io credo che sia veramente decisivo l'elemento dell'investimento sul capitale umano, cioè investire sulle persone è strategico per questo paese e quindi istituzioni come questa rappresentano uno dei punti di forza del nostro paese. Noi, lo ripeto, come banca siamo assolutamente un'azienda convinta che il nostro principale valore siano le persone che lavorano dentro la banca, cioè non è il capitale, la liquidità, perché il capitale più forte del mondo, la liquidità più forte del mondo, ma se hai 100.000 persone che non sono all'altezza del compito che svolgono, e poi che non sono persone per bene, scusate, un altro elemento caratterizzato
piace il libro, mi piace il decreto di Conte, noi siamo delle persone che convincono e però credo che il DNA di una banca come la nostra ci sia anche quello di essere, di comportarsi secondo dei principi e dei valori che sono gli stessi principi e dei valori che tutti noi abbiamo anche fuori dal contesto della banca. Credo che sia un elemento che traspare in quello che facciamo ed è anche uno dei motivi alla base della leadership che la nostra banca ha acquisito in questo paese. Questo ci porta a dire che luoghi come questo, luoghi su cui si investe sulle persone, si investe sui giovani, sono veramente il futuro e la forza del nostro paese. Quindi ringrazio di questo concesso, sono veramente molto contento e lascerei la parola a voi se volete discutere di punti che ho toccato durante questa conversazione. Chi rompe il ghiaccio? Federico, comportati bene. Quello che vedo del Messina, sostanzialmente lei ha detto che il segreto della ripresa è la ripresa dei consumi interni, quindi delle famiglie. Che conseguenza vede il Veneto su questo stesso elemento rispetto alla perdita di 6-10 miliardi dovuta all'azzeramento dei valori delle azioni delle banche in crisi? Non c'è dubbio che questo, cioè l'impegno che ho ribadito alla fine del mio intervento di essere vicini a questo territorio, che questo territorio abbia veramente bisogno di un'azienda che possa essere un elemento che controbilancia una perdita certa che ci sarà all'interno del mondo, diciamo dell'economia reale di questo contesto, perché non c'è dubbio che da una parte l'elemento che si traduce in una patologia di bilanci bancari e sofferenze che sono corrispondenti all'operato che si è svolto nel territorio, spesso in modo probabilmente non completamente coerente con la missione che fa la banca. Dall'altra parte le perdite che si sono tradotte nei portafogli finanziari dei clienti di queste banche. È evidente che questo territorio è talmente ricco, è talmente forte che questo impatto può essere sopportato in misura molto superiore in un territorio come questo rispetto a alcuni territori dell'Italia dove non esiste la ricchezza relativa o la forza o la capacità anche imprenditoriale di affrontare i problemi, così come si fa in questa regione, che sia veramente un simbolo di come si può crescere e competere con la Germania. Cioè, qui avete una condizione strutturale in cui la competizione non è con le altre regioni dell'Italia o con gli altri paesi dell'Europa. Qui la competizione è con le regioni a sviluppo più forte della Germania, quindi non c'è dubbio che in questo territorio ci sarà un impatto, noi siamo pronti a sostenerlo e a sostenere la regione, però io credo che gli elementi di forza strutturale di questo territorio siano tali per cui possa essere facilmente superato anche un elemento di crisi come quello che sta accadendo all'interno della banca, perché non dimentichiamo, questo è veramente pericolosità dal punto di vista della capacità imprenditoriale del porsi in una prospettiva veramente europea e confrontata con i migliori che ci sono all'interno della Germania. Lei ha detto prima che vede degli elementi di ripresa strutturale, quindi c'è stata finalmente un'inversione di tendenza, però io direi anche molto aiutata da degli elementi straordinari, tassi di interesse bassissimi, prezzi delle materie prime bassissimi, conti
credo che qui ci sia un'interrelazione fortissima fra quello che sta accadendo e la fiducia delle famiglie. Perché se tu attraverso il quantitativismo riesci a portare lo spread a 100 se chi aveva il titolo di Stato sul loro punto di partenza, chi aveva il titolo di Stato a 500 e oggi si ritrova a 100 e noi, perché se tu potevi vendere il titolo di Stato e oggi invece è tornato a avere lo stesso valore dei titoli di Stato, ti senti in una condizione psicologica di essere un po' ricco. Se prima ti ritenevi ricco, comunque in una condizione di sicurezza, insomma, forse esagerato, una condizione di sicurezza economica, nel momento stesso in cui una gran parte di quei risparmi può essere toccata dallo spread, quindi lo spread ha un'importanza significativa sull'aspetto psicologico della fiducia delle persone, nel momento stesso in cui i tassi scendono, quindi anche dovuto al quantitativismo, perché certamente questo ha frenato in basso i tassi, ma torni ad essere in una condizione di sicurezza finanziaria e quindi un elemento di fiducia che innesca i consumi è un elemento strutturale, quindi non c'è dubbio che tu hai un elemento che nasce anche da delle considerazioni collegate con l'azione della BCE, però poi è un elemento che scatta psicologico, per cui tu ti ritieni nuovamente benestante, quindi puoi tornare a consumare. Quello è una componente che strutturalmente porta positività all'interno dell'economia, poi è legata solo ai tassi sono scesi, legata alla nuova novembre, legata francamente non saprei dare i numeri, quello che osservo è che però quello che dobbiamo guardare è l'elemento dell'impatto di queste cose sulla fiducia delle famiglie, perché la fiducia è l'elemento chiave su cui ripartono i consumi e questo è un punto basilare a chi lo vuole vedere dal punto di vista pratico, cioè quello che non è io sono macroeconomista, lo vedo nei comportamenti delle persone che sono clienti dalla nostra parte, quindi non c'è dubbio che queste situazioni di favorismo ne hanno favorito un ritorno alla fiducia da parte delle famiglie, stanno favorendo una ripresa, ma anche alcuni provvedimenti, ritengo, sul fronte immobiliare, cioè anche questi elementi che portano a riportare la fiducia su dove tu c'hai soldi investiti, siano cose che stanno portando un valore all'interno del recupero e della ripresa. Cosa può succedere rispetto alla BCE? Perché io sono convinto che i tassi rimarranno molto bassi ancora per un periodo, ovviamente 2 anni, ma strutturalmente i tassi così bassi non possono essere il modo con cui si opera nel contesto futuro. Questo ha delle implicazioni molto importanti per il nostro Paese rispetto al livello del debito pubblico, perché oggi non dimentichiamo, noi siamo in una condizione in cui c'è un'attenzione crescente sulla possibilità di sostenere il rilancio dell'economia reale, ma nel momento stesso in cui i tassi di interesse dovessero ripartire, con un debito pubblico molto importante, tu ti troverai di nuovo sotto pressione. Quindi secondo me quello che è importante fare, è importante immaginare che ci sia una contrazione del rapporto debito-PIL. Penso che sia anche corretto che si lavori per cambiare l'approccio a cui si guarda il rapporto debito-PIL, perché in ogni paese quello che è fondamentale, io sono convinto, non è il debito pubblico sul PIL, ma il debito totale sul PIL. Cioè, il nostro paese ha il più basso rapporto fra il debito privato e il PIL. Se guardi soltanto il debito pubblico, tu fai il vantaggio di chi ha molto basso il debito pubblico, ma molto alto il debito dei privati. Cioè, quindi io credo che sia importante lavorare su dei meccanismi di recupero, possibilmente di riduzione del debito pubblico in qualche modo, ma anche di cercare di far comprendere in contesto internazionale che la comparazione e le modalità con cui si devono gestire le variabili di crescita deve tenere conto delle condizioni strutturali del paese. Il nostro paese è fortissimo, abbiamo un risparmio fortissimo, cioè non c'è altro paese in Europa che risparmia l'Italia. Quindi francamente confrontare una configurazione di stock con debito, una configurazione di flusso come in PIL, come quando analizzate i bilanci, non è che confrontate lo stock con il flusso, se vedete che dei debiti li confrontate con gli attivi delle aziende. Poi il flusso è importantissimo perché esce conosco a tutti servire la possibilità di pagare i debiti, ma la prima cosa che devi fare è confrontare i debiti con gli attivi. Se guardate l'attivo del nostro paese, i risparmi delle famiglie, i patrimoni immobiliari sono talmente elevati che sono multipli rispetto al debito. Quindi credo che ci siano delle considerazioni che vanno svolte strutturalmente anche per riposizionare il nostro paese rispetto ai paesi europei. Noi avremo la possibilità di convertire il nostro ricorso alla BCE in fondi ancora più vantaggiosi,
Intesa San Paolo è un brand internazionale che però in questi anni ha dimostrato un forte attaccamento al territori, quindi con una vicinanza ai territori molto forte. In questo senso mi pare che il modello di banca dei territori abbia rappresentato una struttura di successo in questa vicinanza sui territori. Questo modello sarà ancora centrale per l'Intesa San Paolo domani e come eventualmente potrà essere innovato a seguito dell'innovazione digitale. Allora, guardi, il modello di banca dei territori è il punto di forza della banca e rimarrà il punto di forza della banca. Cioè noi siamo una banca che ha la sua forza nella relazione con i clienti. Cioè siamo una banca, oggi siamo una banca che ha più investito sul digitale, siamo la banca più online in Italia, cioè elementi che sono certamente quelli della consapevolezza che c'è una frontiera di innovazione, ma riteniamo che ci sia un valore fortissimo nell'avere le filiali sul territorio, nel mantenere la capacità di guardarsi negli occhi con i clienti. Per questo fa parte del mestiere di chi fa la banca, interpretandolo come devo riuscire a catturare fiducia nei confronti del mio cliente. La fiducia non la catturi attraverso il telefono, attraverso un computer, attraverso una macchina, la fiducia la catturi attraverso la relazione sul territorio. E la nostra forza, anche la forza che abbiamo in tutti quei settori che oggi ci distinguono a livello internazionale, perché noi oggi siamo considerati un'azienda di gestione del risparmio di livello internazionale, su quelle dimensioni che descriveremo, ma queste nascono dalla forza della nostra relazione con i clienti che è all'interno della banca del territorio, perché il nostro presidio sul territorio è il punto di forza dell'Intesa San Paolo che rimarrà sempre. Continueremo a investire sulla banca dei territori e riteniamo di aver raggiunto un livello di filiali che certamente è già una dimensione buona. Noi abbiamo ridotto le filiali del 50% rispetto al momento della fusione, quindi riteniamo di aver già svolto il lavoro. Il posizionamento internazionale della nostra banca nasce proprio, cioè quindi l'aver trasformato un'azienda leader in Italia in un campione europeo in termini di valore di borsa, perché nonostante tutto il disastro che è accaduto sulle borse collegato con la mala gestione di questo fenomeno delle sofferenze a livello del secondo me modo di comunicazione nel corso di questi mesi, noi rimaniamo comunque fra la terza e la quarta banca in Europa per valore di borsa, cioè noi abbiamo un valore di borsa che è superiore a quello di Promultipli, di quello di Deutsche Bank, di Credit Suisse, Société Générale, di aziende, banche, cioè abbiamo un valore della nostra Intesa San Paolo l'80% in Italia che trae la sua forza proprio dalla relazione con i clienti assolutamente comparabile con i migliori in Europa. E questo non è perché l'Italia è un paese forte, perché noi veniamo valutati come Intesa San Paolo sicuramente perché stimano la visita legale, stimano il management, stimano la banca, ma è oggettivo che la nostra forza deriva da quello che facciamo con i nostri clienti in Italia e dalla capacità di trasformare quello che facciamo in punti di valore a livello internazionale. Oggi credo che Intesa San Paolo a livello internazionale sia il brand di maggior successo nell'ambito finanziario. Cioè oggi se voi chiedete all'investitore internazionale qual è l'azienda che ritenete l'azienda migliore in Italia, gli investitori internazionali punteranno per esempio di Intesa San Paolo. E lo ripeto, lo fanno nella consapevolezza che Intesa San Paolo rappresenta una proxy dell'Italia. Quindi io penso che questo sia un motivo di grande orgoglio per noi, ma anche di dimostrazione di una forza e di una considerazione del nostro paese. Eccomi all'urgenza più. Intanto grazie per quello che sta dicendo. Due cose in particolare ho notato. Ha detto che nel DNA di Intesa c'è il voler avere persone per bene. Seconda cosa che ha detto è che questo territorio potrà recuperare con il, diciamo così, il flop delle due banche locali più facilmente che in altri territori. Quanto può aver pesato non avere abbastanza persone per bene in queste due banche e quanto tempo questo territorio, per quanto valido, potrà superare un flop economico che si aggira intorno a una manovra finanziaria? Non c'è dubbio che l'importo dell'impatto è un importo significativo. Non c'è dubbio che questo sia significativo, ma lo ripeto, io sono convinto che il potenziale è talmente elevato che io non vedo i tempi lunghi nel recupero delle condizioni dell'economia reale. Poi è chiaro che purtroppo un investitore, un consigliere che ha perso i suoi soldi, quello
DNA di essere persone che fanno quello che fanno in banca quando fanno a casa. Io interpreto il mio mestiere di amministratore delegato come quello di capo di una famiglia di 100.000 persone, in cui io cerco di fare in modo che tutti quelli che sono all'interno della famiglia possano avere la loro soddisfazione. Per questo che avendo in banca 4.500 esuberi potenziali abbiamo fatto un piano di impresa per riassorbire questi esuberi, proprio come si lavora in ambito di una famiglia in cui ci sono delle difficoltà, si cerca di fare in modo che tutti possano contribuire. Questo ha portato, attraverso la motivazione delle persone a sentirsi parte di un progetto che riguarda il senso di appartenenza all'orgoglio, che queste persone sono state capaci di generare ricavi tali da sostenere la loro occupazione all'interno dell'azienda. Quindi se in altre banche persone per bene o persone per bene, io francamente su questo non mi sento di commentare. Certo, ritengo veramente incredibile quello che è successo in queste banche, cioè, ritengo veramente una cosa incredibile. Sono direttore generale di Convalis, che è un'azienda di informatica, che nel 2011 nel territorio a fronte di un medio c'era più o meno 40 milioni, quest'anno abbiamo preso 130 milioni. Si è riusciti a fare questo facendo innovazione, si è riusciti a fare questo puntando su start-up e giovani. La cosa che faccio fatica a notare, proprio perché lo stiamo facendo in lavoro, è che le banche non investono molto su start-up, non vanno in cerca di realtà che producono cose nuove, che hanno idee nuove, che hanno idee innovative. Noi siamo andati a prenderci qualche cervello degli anni, ce lo siamo ricordato qui nella zona, e contattando queste aziende, le cose che io mi sento dire, perché è la cosa che abbiamo fatto maggiormente, quando andiamo in banca facciamo fatica a spiegare quello che facciamo e facciamo fatica ad essere pronti. Io so che lei ha fatto nascere una linea per queste cose, però volevo capire cosa ne pensa da questo punto di vista. I giovani, soprattutto in questa location, penso siano importantissimi e penso che se vogliamo realizzare quello che lei ha detto, che io confermo come numeri perché ne sono esperienza, se non investiamo nei giovani e nella fiducia dei giovani e delle idee dei giovani avremo qualche difficoltà per farlo. Guardi, quello che lei dice sul fronte dell'innovazione è veramente il cuore dello sviluppo. Io sono convinto di questo, sono profondamente convinto che la banca, perlomeno la nostra banca, sta cercando di fare il massimo possibile per sostenere le aziende sia dal punto di vista della ricerca e dello sviluppo sia dal punto di vista delle start-up. È chiaro che questo mondo sul quale tanto più si riesce a investirci, tanto più si può generare un volano di crescita. Come ricordava lei, noi abbiamo creato addirittura una struttura organizzativa, quello che chiamiamo Chief Innovation Officer, cioè una struttura dedicata a occuparsi dell'innovazione della banca e per i nostri clienti. Abbiamo un piano del nostro grattacielo a Torino che è dedicato a questo che chiamiamo l'Innovation Center, dove ci sono 100 persone che lavorano per cercare di sviluppare sia soluzioni di modelli di business, sia soluzioni innovative per i nostri clienti, sia che lavorano a supporto di start-up per cercare di favorire i loro processi di crescita. All'interno del territorio stiamo cercando di dedicare anche degli spazi fisici della banca a delle iniziative di start-up, cercando di accogliere i giovani all'interno delle filiali che magari non usiamo più integralmente per i nostri clienti, che possiamo utilizzare anche sul fronte delle start-up. Noi penso che ce la stiamo mettendo tutta per sostenere questo mondo. Certo che se si può fare di più, che se avete delle idee che potete darci per supportare meglio il mondo delle start-up, io ci vengo pronto a cogliere, se mi vado a dire tutto quello che vedete, io queste cose le considero una priorità assoluta per la banca, e l'ascolto di chi porta le esigenze è fondamentale anche per il capo azienda, non soltanto per le persone che lavorano sul territorio.
del valore della banca nell'Atlante per quello di Vicenza è investito 1,5 miliardi, non è investito pochi soldi. Quindi è vero che in termini di valore unitario può osservare poco con le azioni, ma l'investimento è effettuato, e quindi i problemi che devono essere risolti, i problemi certificati dal regolatore, per cui siamo di fronte alla situazione di Vicenza e Veneto Banca, in cui se non si fosse realizzato un aumento di capitale, la banca sarebbe andata in risoluzione, sarebbe andata in fallita. Quindi purtroppo capisco che ci sono considerazioni rispetto a quello che poteva essere il valore del passato, quindi il confronto con il valore passato, ma oggi la valutazione oggettiva di questa azienda porta a dire che questi elementi sono elementi sui quali l'aver riportato i coefficienti patrimoniali stati da consentire di operare e il valore che questa azienda oggi ha sul mercato. Poi se attraverso un'azione di risanamento, di ristrutturazione, questa può essere valorizzata ai valori maggiori, ne saremo tutti ben contenti, però ecco, credo che purtroppo quando si entra in condizioni di crisi certificata da parte delle io non conosco nulla dei bilanci di Vicenza, di Veneto Banca, e non conosco tutto del bilancio che firmo per la responsabilità civile penale del bilancio di San Paolo. I bilanci di altre banche francamente non sono in grado di dire se corrispondono al valore di mercato o non al valore di mercato, però non c'è dubbio che un'azienda che si trova a non rispettare i minimi di vigilanza è un'azienda in cui l'aumento di capitale serve per tornare ad operare sul mercato. Non è un'operazione come quella di aumento di capitale fra il Banco Popolare e la Popolare di Milano, dove si crea un'operazione industriale, quindi c'è un aumento di capitale per generare ancora maggior valore. In questo caso purtroppo si tratta di un aumento di capitale che serve a dare continuità all'azienda, e quindi gli elementi valutativi, come tutte le valutazioni possono essere valutazioni opinabili, non nascono da degli elementi oggettivi che sono quelli di tornare ad operare sul mercato. Poi se Atlante riuscirà a garantire i rendimenti o meno, questo lo vedremo nel corso dei prossimi anni. Io credo che l'elemento positivo portato da Atlante però sia stato da una parte la stabilizzazione di questo rischio sistemico collegato con queste banche che erano al di sotto dei minimi patrimoniali, e la seconda parte, quella che io ritengo avrà ancora maggior valore per tutto il sistema bancario, perché per l'economia reale del paese, per creare un mercato delle sofferenze, quindi una domanda e un'offerta che si possano incontrare dei valori che siano più vicini possibili a quelli di bilancio delle banche. Volevo conoscere, se possibile, quali sono state le azioni e comportamenti che la il suo staff ha messo in atto per recuperare quel famoso 30 miliardi. Sì, guardi, quell'elemento è un elemento che è nato nel periodo fra giugno e settembre del 2011, dove praticamente sono scomparsi tutti gli investitori internazionali. Una banca come la nostra è una banca che opera non soltanto sul mercato domestico ma anche sul mercato internazionale. Aveva fino a un momento un'affidabilità molto elevata, perché comunque le condizioni strutturali della banca erano condizioni strutturali monetarie in Europa. Noi godevamo di una fortissima credibilità nei confronti degli investitori internazionali, questo ci consentiva di avere un accesso forte ai investimenti internazionali. In quel momento noi abbiamo avuto una riduzione di commercio paper, cioè di strumenti di breve termine, che abbiamo sostituito operando sul mercato interbancario e poi ricorrendo alle linee di garanzia di cui disponevamo, perché avevamo una gestione secondo me già molto professionale della nostra liquidità, e quindi avevamo anche delle riserve da cui potevamo attingere. Quindi siamo riusciti a utilizzare questo sistema delle nostre riserve di liquidità e portare la posizione in positivo, lavorando su questi, dismettendo alcuni titoli di Stato che avevamo come extra riserva rispetto alla nostra liquidità, però non siamo stati in una condizione unica per poter fare questo. Poi da quel momento abbiamo deciso però di agire per rafforzare la nostra posizione di liquidità, e quello che abbiamo fatto, abbiamo ridotto i crediti che avevamo nei confronti delle aziende internazionali, quindi non abbiamo toccato in nessun modo il credito verso le aziende italiane, quindi abbiamo, tant'è che in quel momento siamo stati l'unica banca d'Italia
standing finanziario, quindi aziende di rating AAA che non hanno avuto difficoltà a rimborsarci i crediti che avevamo concesso, e quindi in questo modo siamo rientrati su alcune posizioni creditorie internazionali non collegate con il nostro paese. Perché, come dicevo, la nostra priorità in quel momento è stata quella di sostenere l'economia reale e la finanza pubblica in Italia. Quindi abbiamo fatto in modo di non ritirare nulla nei confronti delle imprese italiane, abbiamo ritirato i figli nei confronti di aziende internazionali, ma di standing talmente elevato che potevano consentirsi di trovare altri fondi di finanziamento. Nel momento abbiamo iniziato a sostenere l'emissione di titoli pubblici, riuscendo a far superare una fase difficile alle aste dei titoli di stabilità. Posso fare l'ultima domanda, se non si fa tardi? Qual è il tuo approccio rispetto al BCE come regolatore? Abbiamo parlato di sofferenze molto a fondo e molto interessanti, ma a un certo punto è intervenuto il BCE, è diventato regolatore unico, e ognuno ha il suo pensiero rispetto a come si è mossa, ma senz'altro in Italia si è mossa in un certo modo, comunque stravolgendo le logiche di patrimonializzazione delle banche dal punto di vista proprio contabile. No, guarda, su questo, se posso darvi la mia visione su quello che è il rapporto con la BCE, è una visione certamente privilegiata, perché siamo l'azienda che il BCE rappresenta il maggior relatore del nostro paese. Allora, certamente la BCE ha rappresentato un elemento di novità nell'approccio alla vigilanza, perché prima di tutto non fossimo quella lingua, perché abituati a operare con Banca d'Italia e operare in una stessa lingua, nei confronti di BCE si parla in inglese, e questo certamente ha rappresentato un elemento di discontinuità rispetto a quella che era la modalità operativa. Però nella configurazione del loro approccio alla vigilanza io francamente non vedo molte differenze rispetto a quello che noi già facevamo con Banca d'Italia. Io questo l'ho detto in alcune occasioni, cioè la nostra interazione nei confronti della Banca d'Italia è stata un'interazione che ha portato ad un rafforzamento della nostra capacità di essere una buona banca. Quindi io nei confronti della Banca d'Italia, nei confronti di quegli interlocutori che sono stati gli interlocutori della Banca d'Italia di Intesa San Paolo, non posso che esprimere un giudizio positivo sul loro operato, perché ci hanno consentito di far meglio il nostro mestiere di banca. In BCE sta succedendo lo stesso, quindi anche su questo io non riesco a entrare in sintonia con quelli che vedono il BCE come il demonio che ha portato tutta la negatività all'interno del contesto del nostro paese. Quello che certamente stanno facendo è individuare in ogni sistema bancario i punti di debolezza del sistema bancario. Ed è chiaro che se tu sei un regolatore e hai una dimensione di sofferenza molto elevata in un paese, non puoi che dire che il rischio principale che c'è in quel paese sono le sofferenze. Poi, tra questo, se quando ascolti quello che dicono, ricordi l'elemento, sì, ma possono essere ridotte in un arco di 2 anni, e invece acquisisci solo il concetto che le sofferenze sono un problema e il collegamento immediato è quindi domani devi dismetterle, allora a quel punto c'è una situazione di crisi che si sta vivendo in molte banche, ma il loro approccio è il sistema bancario troviamo il punto di debolezza e la dimensione delle sofferenze, con tanti altri punti di forza che esistono all'interno del sistema, e l'approccio è che in un arco di anni va smentito. Quando parlo di sistemi bancari diversi come quello tedesco, il punto di debolezza che vedono sono i derivati, cioè ogni sistema bancario ha i suoi punti di debolezza. Nel nostro caso, quello che ci siamo trovati a dover gestire è stato un collegamento fra il punto di debolezza, sofferenze, la crisi e l'introduzione del bail-in, e quindi questo elemento per cui se tu poni in discussione temi collegati con la qualità del credito, immediatamente puoi avere un impatto sulla raccolta, e questo può generare fenomeni collegati con il bail-in, ma in altri sistemi, poi basta che vedete in Germania, Deutsche Bank oggi si trova nella condizione di aver gestito perdite e dover gestire situazioni anche complesse, proprio perché le analisi sul portafoglio dei derivati sono state le stesse che sono state fatte sui bilanci delle banche italiane per le sofferenze. Quindi io credo che questo è un mondo che sempre più sarà orientato a individuare i punti deboli del sistema, per cercare di risolverli, e l'interazione che stiamo avendo con loro
quindi in Italia si lamentano del bail-in. È chiaro che se il bail-in nell'ambito europeo fossimo stati in grado nel Parlamento europeo di poterlo bloccare, non riuscirà perché ci vorranno maggioranze qualificate, ci vorranno maggioranze in Parlamento, però se lì avesse fatto l'azione di grande opposizione che si fa oggi, magari perché nel Parlamento faccio un po' di striscioni, non fate il bail-in, magari oggi non ci troveremo queste condizioni, quindi le regole benissimo l'ambito del Parlamento non è quello che applica. Quindi, francamente la mia valutazione sull'operato della BCE è una valutazione assolutamente positiva e un'interazione con persone di alto livello e di grande competenza. Grazie. Abbiamo un'altra domanda. Una domanda è un piccolo intervento di chiusura, domande Sì, direi sono finito. Allora, volevo approfittare come presidente della Cassa di Risparmio del Veneto di esprimere il nostro più vivo compiacimento per questo riconoscimento. Naturalmente è una festa per tutto il gruppo, c'è qui anche il presidente Bonatini della Cassa di Risparmio del Friuli, che non voglio demonizzare il tema, però chiaramente trattandosi di una cerimonia che si svolge a Vicenza da parte dell'istituzione veneta, noi siamo stati veramente felici, quindi volevo complimentarci e esprimere pubblicamente piacere e la gratitudine. Da questo punto di vista penso di dover recare una testimonianza personale a qualificazione ulteriore della laudatio letta dal Presidente Marzotto, perché quando ebbi il valore di entrare nel gruppo l'elemento di novità era il piano. Io provenivo da studi di economia pubblica, avevo vissuto anche personalmente la stagione, la parabola del piano nell'ambito pubblico, no? Una stagione di innamoramento iniziale, poi quando i politici si sono accorti che l'aritmetica mette dei vincoli fastidiosi, non l'hanno abbandonato. Trovare questo atto di coraggio